Veneto realizzerà una grande banca del sangue dei guariti dal Covid-19. Gli anticorpi saranno utilizzati nella cura della malattia. L'annuncio di Zaia e i primi risultati su 12 pazienti sono stati incoraggianti. Nel frattempo la Regione ha esteso ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta l'utilizzo delle procedure per la prescrizione del tampone. Non sarà più necessaria la prescrizione specialistica. Il virus sarà contagioso anche in estate con le alte temperature e potrà scomparire per sempre anche senza vaccino? Lo abbiamo domandato al virologo Cristiano Salata dell'Università di Padova. Continua la trattativa fra Regione e Governo sulle riaperture anticipate per il Veneto. Siamo a buon punto, rassicura il sottosegretario Baretta. Giorni cruciali per il decreto maggio. Traffico aumentato, il ritorno degli incidenti, tragedia sulla Marosticana, muore 49enne motociclista in A4, tira esce di strada, camionista grave. Terrore a Vicenza per una ventenne inseguita da un tunisino in bicicletta, la ragazza si divincola, l'uomo le sputa addosso, arrestato per tentata violenza sessuale. Doni per i bimbi in difficoltà portati al Banco Solidale dall'Associazione Nazionale dei Carabinieri grazie alla generosità di una ditta vicentina. Buonasera, ben ritrovati, edizione regionale dei nostri notiziari. Questi dunque i titoli di oggi, ma in primo piano il bollettino regionale che è arrivato poco fa. Sono 53 i casi positivi in più rispetto a questa mattina, quindi in Veneto attualmente positivi sono 6.739 persone, mentre sono 6.175 le persone in isolamento domiciliare. Per quanto riguarda i ricoveri, 890 sono le persone ricoverate in ospedale, meno 12 rispetto a questa mattina, 89 invece le persone che si trovano in terapie intensive, anche qua in diminuzione, meno una persona. Invece si registrano 8 decessi rispetto alla mattina di oggi. E dunque l'annuncio è arrivato nel consueto punto stampa. La Regione realizzerà una grande banca del sangue dei guariti dal Covid-19. Gli anticorpi, questo è l'obiettivo, saranno utilizzati nella cura della malattia. I primi risultati, ha detto oggi Zaia, sono stati incoraggianti. La nostra idea è quella di costituire una grande banca di sangue di pazienti che si sono ammalati e sono guariti. Loro in teoria hanno gli anticorpi, a noi serve quel plasma con gli anticorpi perché diventa la cura, se dopo tutto sarà confermato, però noi non possiamo permetterci di avere la conferma, girarci indietro e non aver più il magazzino. Né più né meno di una grande banca del sangue dei guariti da Covid. Questo è il nuovo obiettivo della Regione del Veneto. Da quel sangue, o meglio dagli anticorpi in esso contenuti, potrebbe arrivare la cura. Da un lato la prudenza è massima, dall'altro c'è la volontà di anticipare i tempi e non sprecarne nemmeno una goccia. Primo, questo sangue dura 2 anni. Secondo, è comunque sangue che è utile nelle donazioni. Ha qualcosa in più che ci dà anche degli anticorpi che sono un grande valore, che sono gli anticorpi neutralizzanti del coronavirus. A spingere la Regione all'accelerazione i primi risultati in arrivo dagli ospedali veneti, dati già trasmessi alle autorità nazionali. La sperimentazione è stata fatta su 12 pazienti. Mi devo fermare qui e noi abbiamo i dati, però vogliamo prima mandare la relazione con lo studio importante che è stato fatto e dopodiché vediamo anche i dati particolari, però sono pazienti che sono stati trattati assolutamente brillantemente. In attesa delle risposte di Roma, la Regione Veneto, prima in Italia, è pronta a compiere il passaggio. Nelle prossime ore noi inizieremo a rendere, industriale quello che per adesso è stato sperimentale, ovvero ci sarà una chiamata, abbiamo già scritto a tutti i direttori generali per attivarsi con i centri trasfusionali per raccogliere in via prudenziale il sangue di tutti i pazienti malati che sono guariti. Da qui l'appello del governatore a tutti i guariti che comunque saranno contattati uno a uno dalle ULSS. Mi rivolgo a tutti gli ammalati che sono guariti. Oggi chiediamo agli ammalati che sono guariti in maniera non obbligatoria, ma saranno contattati, di mettersi a disposizione, di donarsi per mezz'ora il braccio e ci preleviamo la sacca di sangue, perché noi stiamo costituendo la più grande banca del sangue e per avere il plasma degli ammalati oggi guariti del coronavirus.
L'altro capitolo riguarda l'emergenza economica, con l'approvazione di una misura da 30 milioni di euro di finanziamenti regionali agevolati alle imprese, ma cruciale resta il tema delle riaperture, con la trattativa in corso tra Regione e Governo perché si arrivi già nei prossimi giorni a riavviare negozi e servizi alla persona. Stiamo discutendo e proponendo al Governo di affrontare una fase, di transizione che sia intestata alla responsabilità della Regione. E questo sì, se domani mattina mi dicessero la Regione Veneto ci presenti un piano, non dico faccia, ci presenti un piano per l'apertura secondo dei criteri che ha stabilito, noi siamo pronti, ma domani mattina lo presentiamo, anche perché noi vogliamo aprire tutto. Il test del coronavirus col tampone potrà essere prescritto anche da medici di medicina generale e pediatri, lo prevede una delibera approvata dalla Giunta regionale. Per sottoporsi al tampone in Veneto non sarà più necessaria la prescrizione specialistica. La Regione ha esteso ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta l'utilizzo delle procedure per la prescrizione del tampone orofaringeo collegato al coronavirus. La delibera è stata approvata su proposta dell'assessore alla sanità Manuela Lanzarin. Prosegue intanto con risultati incoraggianti anche lo screening all'interno delle case di riposo, effettuato in modo continuativo, ogni 20 giorni il tampone, ogni 10 il test sierologico. Ospiti positivi 2046, quindi meno 276 rispetto al dato che avevamo dato una settimana fa e quindi un meno 0,7%. La percentuale era del 7%, siamo oggi a una percentuale del 6,3% per quanto riguarda gli ospiti. Per quanto riguarda gli operatori, lo stesso è un dato molto positivo perché i positivi tra gli operatori sono 1025, quindi meno 79 rispetto al dato di una settimana fa. Recepite osservazioni da FISMA, Sonidi, ANCI, aziende sanitarie e comuni, potrebbe infine vedere la luce anche prima di giugno il piano per i centri estivi al tempo del coronavirus, che prevede tra l'altro piccoli gruppi di bambini, misure di protezione per tutti, attività il più possibile all'esterno. Quindi utilizzare anche strutture tipo scuole che hanno grandi spazi all'esterno, il cambio delle scarpe quando si entra in alcune, soprattutto per i più piccoli, quindi per quanto riguarda i bambini, quindi il cambio delle scarpe all'interno, prevede poi che ci sia l'unico genitore che li accompagna, quindi senza fare aggregazione delle modulazioni, insomma prevede una serie di accorgimenti di questo tipo. Il virus sarà contagioso anche in estate con le alte temperature, potrà scomparire per sempre anche senza vaccino. Noi abbiamo posto queste domande al virologo Cristiano Salata dell'Università di Padova. Quello che si presuppone è che anche questo virus probabilmente subirà delle influenze legate sia all'aspetto della temperatura e al fatto che si vivrà molto più all'esterno che non negli ambienti chiusi. Quindi è presumibile che in maniera analoga agli altri virus a trasmissione respiratoria ci sia una riduzione della trasmissione. Tuttavia questo non significa che il virus non sarà presente. Non bisogna mai abbassare la guardia, il messaggio è chiaro. In estate il Covid-19 potrebbe essere più difficilmente trasmissibile, ma di certo non scomparirà dalla circolazione. Bisogna considerare infatti che si tratta di un virus nuovo e che la popolazione mondiale non ha ancora una barriera immunologica. Quindi, anche se i dati sono incoraggianti e mostrano un calo dei contagi, è necessario mantenere un comportamento rigoroso. Deve essere sfruttata come una situazione per cercare di contenerlo maggiormente e non come situazione per essere allegri e non porre nessun tipo di accortezza. Ora stiamo vedendo gli effetti di tutti i sacrifici delle settimane precedenti e bisogna assolutamente non vanificarli. La diffusione mondiale del virus renderà inoltre più difficile il contenimento dei contagi perché gli spostamenti tra paesi potrebbero facilitare nuove ondate, per questo il vaccino è l'unica strada percorribile. Chiaramente bisogna passare in uno stato di immunità della popolazione, che sia di tipo naturale, acquisita gradualmente con le infezioni, o meglio con il vaccino. Quello chiaramente cambierà totalmente la situazione epidemiologica. Il fatto del vaccino, perché ho letto alcune informazioni che c'è chi dice è necessario farlo, considerando che è un virus nuovo e vale la pena fare un vaccino, anche perché il coronavirus rispetto all'influenza cambia molto meno.
Il virus inoltre potrebbe comportarsi proprio come accadde con l'influenza spagnola 100 anni fa. Il virus tende comunque ad adattarsi e le varianti meno virulente, meno letali, magari si diffondono più facilmente, vengono selezionati in maniera positiva. Quindi non è scomparso, si è adattato, c'è stato un adattamento tra uomo, virus ed è diventato un virus stagionale. E quindi potrebbe accadere lo stesso con il coronavirus? Presumibilmente è quello che potrebbe avvenire. E torniamo ora a parlare della trattativa tra Regione e Governo sulle riaperture. Siamo a buon punto, ci ha riferito il sottosegretario all'economia Baretta, tempi stretti per il decreto omaggio, ma sentiamo Baretta. Le posizioni sembrano avvicinarsi giorno dopo giorno, complice probabilmente l'andamento della curva epidemiologica. Del resto i colonnelli del PD in terra veneta, i sottosegretari Achille Variati e Pierpaolo Baretta lo hanno detto fin da subito: ok alla riapertura, ma l'ultima parola spetta alla scienza. Lo stesso Zaia nel punto stampa odierno ha ribadito la volontà di collaborare, nessuna fuga in avanti pare di capire, almeno al momento. Regione e Governo quindi sono al lavoro. Io penso che quindi è una trattativa giusta, necessaria. Bene che sia fatta insieme, che non ci siano stop and go, passi in avanti, passi indietro autonomi. Sono fiducioso che si possa fare un percorso guidato. Due i punti principali attualmente sul tavolo. Le risposte arrivano di giorno in giorno, non ci sono date magiche. Certo, i due problemi principali che noi abbiamo sono: che risposta diamo al commercio, quanto possiamo anticipare al massimo l'apertura del commercio, intendendo negozi eccetera, compreso in questo senso anche la parte dei servizi alla persona, e l'altro, che per il nostro territorio è altrettanto importante, quando possiamo aprire le spiagge e la stagione balneare. Altro fronte caldo, quello del decreto maggio, 55 miliardi di euro, provvedimento che finalmente dovrebbe vedere la luce entro il fine settimana. Penso stiamo realisticamente, si può dire che in settimana ce la facciamo. C'è un'ipotesi anche di domani sera, ma insomma non stiamo a fare promesse, l'importante è che lo si faccia bene, lo si faccia in questi giorni, in modo tale che poi, diciamo, dalla settimana prossima sia operativo e possa risolvere una parte dei problemi difficili che abbiamo. Non solo riaperture anticipate, artigiani, commercianti e ristoratori chiedono aiuti concreti, o sarà comunque tardi per molte realtà. Ieri sera a Marconi in 500 per manifestare il disagio, l'abbiamo testimoniato nella nostra diretta. Noi aprire il 1° giugno apriamo con le limitazioni e un mesetto, due, le aziende chiudono. Anzi, già certe hanno già chiuso, hanno già deciso di chiudere perché hanno capito che non possono rimanere in piedi con questo sistema. Se apriamo con questi sistemi dovremo licenziare dipendenti, tanti dipendenti staranno a casa e il problema andrà sulle famiglie. Le famiglie da qui avanti saranno molte alla fame. Non basterà riaprire, nemmeno riaprire prima, è già tardi. Il grido che arriva da Piazza Mercato a Marcon è chiaro. In 500 si ritrovano pacificamente rispettando distanze e sicurezza, ma il cuore è in tumulto. Commercianti, artigiani, ristoratori. Mentre sul palco scorre un video che ripercorre l'emergenza sanitaria e la voglia di rialzarsi in piedi, ma sarà dura, durissima, anche dopo il via libera. Per questo la richiesta è forte, un pacchetto di misure che potrebbero salvare tante imprese. Azzeramento delle accise sulle utenze, sospensione di cartelli avvisi fino al 31/12/2020, intanto, sospensione o riduzione imposte tributali locali, abolizione ISA, che è il nuovo sistema fiscale, contributi a fondo perduto, credito d'imposta del 60% su canoni di locazione immobiliare a favore dei proprietari, perché anche loro hanno bisogno di aiuti, decurtazione dei costi del contratto di lavoro, eliminazione del decreto Bersani-Visco, crediti d'imposta del 100% sulle spese obbligatorie emergenze coronavirus. La luce in fondo al tunnel forse si vede, ma per le partite IVA serve un faro, non una flebile fiammella. L'Italia in questo momento è ammalata. E come noi, come delle persone si sono ammalati e hanno avuto bisogno di ossigeno per stare in vita, l'Italia oggi come oggi ha bisogno di ossigeno. Il nostro ossigeno è che lo Stato ci deve aiutare
in tutte le maniere che può, che sicuramente non si trova in una bella situazione, ma senza ossigeno noi moriamo. Siamo alla cronaca, parapiglie e tensione in centro storico a Vicenza. Immigrato segue e molesta una giovane, commercianti del centro alla grida della ragazza si lanciano al suo inseguimento. Paura, tensione, parapiglia in centro storico a Vicenza. Protagonista in negativo della cronaca un immigrato, uno come tanti che di questi tempi bazzicano il centro, più irrequieti, sbruffoni, che di sera rovistano regolarmente nei bidoni, li spaccano, pronti a tutto, anche a diventare molestatori, ed è quanto accaduto lo scorso pomeriggio tra Contramuscheria e Contrado Rode. Un 31enne immigrato ha seguito una ragazza per poi tentare delle avance pesanti. Al rifiuto di questa la reazione, uno sputo in faccia. Le grida della giovane richiamano l'attenzione del titolare della gelateria in Contramuscheria. Abbiamo sentito urlare all'incrocio qua di Contrado Rode aiuto aiuto e abbiamo visto che un nigeriano l'ha sputata in faccia. Siamo corsi subito nella via, abbiamo visto che lei lo stava inseguendo chiedendo aiuto. E un attimo, pochi secondi, e Nicola è fuori dal negozio, si lancia all'inseguimento dell'immigrato che cerca di fuggire in sella alla bici. Sono momenti concitati, all'inseguimento con Nicola si lanciano anche altri commercianti. L'abbiamo rincorso fino a Corso Padova. A Corso Padova lo abbiamo bloccato e questo è andato fuori di testa perché ci ha minacciato con una bottiglia, ha lanciato la bicicletta addosso a Bruno, il proprietario della tabaccheria, e dopo lì l'ho fermato. Poi è intervenuto anche un altro ragazzo che mi ha visto lì, grazie al suo intervento sono riuscito a metterlo giù e abbiamo chiamato i carabinieri. Quando sono arrivati i carabinieri lui ha sputato anche addosso ai carabinieri. Il 31enne immigrato è fuori di testa, minaccia, insulta, alla fine sarà arrestato con le accuse di tentate lesioni gravissime, tentata violenza sessuale e resistenza a pubblico ufficiale. Il tutto è accaduto in pieno pomeriggio con mamme e bambini in giro, ma se fosse successo di sera, in una città oggi chiusa ancora per Covid? Se fosse successo di sera la ragazza sarebbe stata in serie difficoltà. Nicola e gli altri non ci hanno pensato due volte e sono intervenuti. Chiunque avrebbe fatto la stessa cosa, poteva essere mia sorella, mia mamma, la mia fidanzata. Mi auguro che se succede a qualcun altro faccia la stessa cosa che abbiamo fatto noi, tutto qua. Violenta lite all'interno di un centro di accoglienza per profughi all'Arcella, arrestato un 32enne del Gambia che ha cercato di uccidere il suo compagno di stanza. Un litigio furibondo che ha rischiato di sfociare in un brutale omicidio. Nella notte i poliziotti sono intervenuti in una struttura di accoglienza in via Reni all'Arcella. In mezzo alla strada, sanguinante e con numerose ferite da arma da taglio, hanno trovato un 24enne della Guinea. Il suo aggressore, un 32enne originario del Gambia, si era nascosto all'interno di una stanza della cooperativa che ospita alcuni richiedenti asilo. Lo hanno trovato seguendo la vistosa scia di sangue che si era lasciato alle spalle. L'aggressione era avvenuta poco prima in seguito ad un litigio tra i due stranieri scoppiato per futili motivi. Oggetto del contendere, una bicicletta. Il 32enne gambiano ha prima rubato il cellulare, poi ha afferrato un grosso coltello da cucina e si è avventato contro il 24enne della Guinea, suo compagno di stanza, che ha tentato di fuggire in strada. Qui lo hanno trovato i poliziotti, era ferito alle mani, al volto, all'addome. Un fendente che poteva essere fatale ma che è stato attutito dal giubbotto che il giovane indossava. Ed ora ci fermiamo, c'è la pubblicità. Rieccoci in studio, continuiamo con la cronaca. Tragico scontro auto-moto sulla Marosticana, perde la vita un motociclista di 49 anni. Scontro mortale in mattinata su strada Marosticana a Vicenza. Sono quasi le 7 quando uno scooter con in sella un 49enne, percorrendo la strada in direzione Marostica, nell'uscire da una curva a sinistra all'altezza del Millefoglie Bistrò, si è scontrato con un'auto alla cui guida c'era un 54enne di rientro del turno di notte dal lavoro. Entrambi i mezzi, secondo quanto ricostruito dalla Polstrada intervenuta sul posto, viaggiavano abbastanza centralmente. L'impatto infatti è avvenuto quasi al centro della carreggiata. Impossibile per entrambi evitare lo scontro che, nonostante la non elevata velocità dei mezzi, è stato violento. Il 49enne sbalzato di sella è finito contro il parabrezza dell'auto e poi a terra. Sul posto sono giunti immediatamente i sanitari del SUEM, ma per lo scooterista non c'è stato nulla da fare. Per consentire i rilievi del sinistro, la polizia locale ha chiuso la strada alla viabilità e deviato il traffico.
Incidente nel primo pomeriggio di oggi lungo l'autostrada A4 tra San Donà e Cessalto, coinvolto un tir che è uscito autonomamente di strada, forse a causa dello scoppio di un pneumatico, anche se le cause dovranno essere chiarite dalle forze dell'ordine. Il camion si è poi capovolto su un lato in mezzo alla corsia in direzione Trieste. Il tir ha perso il carico di materiale cementizio che ha invaso la carreggiata. Sul posto la polizia autostradale, avvertita da altri automobilisti, insieme agli ausiliari di Autovie Venete e vigili del fuoco. Il conducente del mezzo è stato soccorso dai sanitari del SUEM e trasportato all'ospedale. L'incidente ha provocato disagi al traffico in direzione est. La solidarietà passa per l'Associazione Nazionale dei Carabinieri che, grazie ad una donazione della ditta Happy Paint della famiglia Bacchin di Nove, ha portato dei doni ai bimbi in difficoltà. Ad accoglierli al Banco Solidale dei Veneti Schiacciati la nostra Mirella assieme alla Croce Rossa. Siamo venuti a portare un po' di materiale per i Veneti in crisi dell'Hobby Paint di Nove in provincia di Vicenza, che ha regalato questo materiale per i bambini. Il bambino può a casa anche inventarsi, colorare e usare questo piccolo kit per giocare. Gli uomini dell'Associazione Nazionale Carabinieri sono sempre in prima fila quando si parla di solidarietà. Dal Vicentino sono arrivati fino a Treviso per portare al Banco Solidale dei doni preziosi per i piccoli in difficoltà in questo periodo di emergenza. Stiamo aprendo, così vediamo questo kit. Allora, l'elemento in ceramica. Guardate che bello. Da colorare. Poi i colori e dentro tutta l'attrezzatura per un bambino per poter colorare, dal pennellino alla colla e tutto quanto. Guardate che idea geniale, anche perché un bambino può diventare anche creativo. Una borsetta che farà tornare il sorriso a molti bimbi, come ci spiega la nostra Mirella. Far divertire i bambini in un momento così delicato, così difficile anche per loro, ma forse sono più grandi di quello che pensiamo e hanno una sensibilità diversa. Perciò io dico grazie all'Associazione Nazionale Carabinieri, grazie infinite ragazzi, e grazie anche alla signora Bacchin che con la sua ditta porterà un po' di gioia in queste case, in queste famiglie veramente con grosse difficoltà. Grazie ancora. Non poteva mancare la Croce Rossa che sta preparando i pacchi da consegnare alle famiglie in difficoltà. Eva, questo ben di Dio che è arrivato? È una donazione che è arrivata da una famiglia di privati che gentilmente questa mattina si sono recati al banco alimentare e ci hanno consegnato tutti questi scatoloni. E questa consegna? E ce l'ha portata il nonno vigile Paolo, lo chiamiamo così qua. Sempre che... Caro, sì, adesso conteremo tutto quello che è stato donato e metteremo anche queste cose nelle borse. Il Banco Solidale riaprirà, lo ha annunciato Mirella, il 3 giugno dalle 9 alle 17. E adesso vi mostriamo le immagini dei primi 2 pulcini nati nell'incubatrice che si trova nella sala stampa dell'unità di crisi della Protezione Civile a Marghera. Un bellissimo video, le uova erano state inviate via posta alla regione da Ivan Bacher, 13 anni di Tempio di Ormelle nel Trevigiano, che aveva anche spedito tutte le indicazioni per far nascere i pulcini. Ed ora una notizia che riguarda la nostra programmazione, perché al termine dell'ultima parte della nostra edizione straordinaria alle 21 vi mostreremo un intervento del Ministro degli Esteri Luigi Di Maio che abbiamo ricevuto e che vi proporremo. Un'intervista con Di Maio realizzata da Maurizio Costanzo. Sul piatto le 1000 problematiche legate all'emergenza coronavirus,
coronavirus, ma non solo. Appuntamento dunque alle 21. E questa era la nostra ultima notizia. Vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito e arrivederci. Bentrovati al meteo. L'alta pressione favorisce una sequenza di giornate stabili e con clima mite e temperature in aumento. Il dettaglio di giovedì 7 maggio. Sul Veneto avremo generali condizioni di bel tempo, non sono previste precipitazioni particolarmente degne di nota. Sarà infatti ampiamente soleggiato e il cielo si presenterà, vedete, prevalentemente sereno e sgombro da nubi. Temperature gradevoli, minime fino a 12 gradi, valori massimi compresi invece tra i 21 e i 24 gradi. Stessa situazione anche sul Friuli Venezia Giulia, con tempo buono e con ampio soleggiamento, salvo per qualche annuvolamento ma senza ulteriori conseguenze. Temperature minime tra 8 e 11 gradi, massime tra i 19 e i 23 gradi. Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige, anche qui tanto sole con cielo sereno o velato su tutti i settori. Temperature minime sugli 8-9 gradi, massime tra i 22 e i 24 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento.